Buon 2016 a tutti, che sia un anno pieno di belle cose, pieno di salute, pieno di soddisfazioni, ma pieno anche di spettacoli, musica, teatro, cultura, arte, tantissimo nei 12 mesi che ci attendono. E allora, per scoprire un po' di quello che ci aspetta da qui alla fine dell'anno che è appena cominciato, abbiamo in studio Giovanni Candussio di Azalea Promotion. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi e buon anno. Allora, quest'anno, l'anno che si è concluso, è stato un anno importante, come direi gli ultimi 10 per restare diciamo, nei numeri limitati, perché il Friuli Venezia Giulia e Udine in particolare per molti anni sono stati la capitale della musica live in Italia. Dopo aver passato qualche decennio in cui eravamo davvero periferia, siamo diventati uno dei posti principali per quanto riguarda la musica dal vivo. Rockstar, band di livello internazionale, tutti i maggiori cantautori. Credo che, prendendo un'enciclopedia del rock o della musica pop, o anche semplicemente del jazz, scorrendo le pagine, siano davvero pochi i nomi che non abbiamo visto in questi anni, tanto solo per citare quelli che sono stati i sold out o comunque i concerti che hanno fatto di Udine, quello che abbiamo appena detto, un centro di riferimento a livello non solo territoriale ma per l'intero nord-est e anche per le nazioni vicine. Ricordiamo in successione Red Hot Chili Peppers, Coldplay, Metallica, AC/DC, senza Madonna e Bruce Springsteen, che li abbiamo lasciati per ultimi, e tante altre cose. Il 2015 che ci ha lasciato, da questo punto di vista, come è andato? È stato un anno che ha visto confermato il trend, ovvero quello del Friuli Venezia Giulia come regione molto importante, con un ruolo primario a livello di musica e spettacoli dal vivo. Quindi un anno positivo, un mercato, quello degli eventi e della musica, che ha saputo reggere nonostante, insomma, la crisi intacchi anche questo settore. Regge perché la gente ci crede ancora e rinuncia magari ad altre cose per togliersi lo sfizio di vedere il proprio idolo. Quindi sicuramente gli spettacoli sono stati una risorsa, lo saranno ancora anche nel 2016, e quindi, insomma, siamo soddisfatti di come è andato questo 2015. Gli spettacoli, la cultura in generale, o comunque tutto quello che ruota attorno, sono effettivamente un capitolo molto importante anche per l'economia. Spesso ce lo dimentichiamo, ma al di là dell'evento puro e semplice c'è tutto un indotto che si muove, quindi un concerto da 20, 30, 40 mila persone vuol dire anche una folla che arriva qui, consuma qui, e spesso anche grazie a dei pacchetti organizzati di concerto con la regione pernotta, e quindi ha la possibilità anche di vivere il Friuli Venezia Giulia dal punto di vista turistico. La cosa particolare, si parlava di crisi, è che in questi ultimi anni, man mano che magari le vendite del materiale discografico sono scese, quelle invece relative al concerto, quindi all'evento live, sono cresciute notevolmente. Quindi è semplicemente un modo diverso di fruire la musica, forse. Sicuramente si suona tanto live, e quindi questo va a compensare quello che è stato poi il crollo delle vendite discografiche. Un indotto, si diceva, quello dei grandi concerti, che è importantissimo, perché a me piace sempre portare questo esempio, e riguarda uno degli ultimi grandi eventi tenuti in regione, quello dei Pearl Jam nel giugno del 2014. Un paio di mesi prima dell'evento, tutti o quasi il 98% delle camere di hotel di Trieste provincia era già prenotato, non solo per la notte del concerto ma per tutto il weekend. Poi, circostanza fortuita, voleva che fosse di domenica il live, quindi anche il lunedì dopo si sono fermate moltissime persone, tante ovviamente provenienti dall'estero, e fenomeno questo che va a confermare e a dare valore alla collaborazione che c'è, per esempio, con l'agenzia turismo FVG, e che si concretizza già da più di 5 anni, da
17 anni nel pacchetto Music and Live, appunto, che dà l'opportunità a chi soggiorna in regione di avere dei prezzi vantaggiosissimi per i grandi concerti live. Molti di questi concerti spesso hanno una grande risposta già ai primi giorni della messa in vendita dei biglietti con le prenotazioni, e non solamente a livello locale. Io credo che chiunque sia stato a uno di questi grandi eventi negli ultimi 10-15 anni ha potuto vedere come il pubblico sia assolutamente cosmopolita, un pubblico che viene sì da tutto il nord-est, dalle nazioni vicine, ma spesso anche dal resto d'Italia, specie quando si tratta di date uniche nazionali. Assolutamente, e ovviamente le nuove tecnologie e il sistema di vendita online agevola per tutti il poter reperire i biglietti, ma non è così matematico, c'è un lavoro dietro. Noi ci affidiamo anche a dei circuiti stranieri per vendere i nostri concerti. Quindi questo, oltre a dare proprio la possibilità di reperirli immediatamente e nella loro lingua per gli stranieri, rappresenta anche un fenomenale strumento di promozione, perché a suo modo promuove l'evento, perché ogni punto vendita da qui e in tutta l'Euroregione mette la locandina dell'evento, fa la promozione per vendere appunto questi biglietti, ed è una cosa che abbiamo riscontrato funziona benissimo, e quindi si va sempre di più a investire in queste collaborazioni internazionali, e a livello italiano per ogni evento noi possiamo vendere qualsiasi tipo di biglietto. Per mettere in piedi una struttura del genere bisogna lavorare con molti mesi di anticipo, qualche volta addirittura con un anno di anticipo. E molti dei grandi eventi degli ultimi anni sono stati annunciati con tanti mesi prima, con un grande anticipo, appunto, mi ripeto. Qualche volta già nel mese di dicembre si potevano annunciare i concerti dell'estate successiva, perché ovviamente l'estate rimane il periodo privilegiato per i live. Per i grandi live senza dubbio, sì, per preparare un live di quel tipo, dei nomi che abbiamo fatto prima, è necessario partire con largo anticipo. Quindi un annuncio può avvenire anche 10 mesi prima, da lì poi parte la fase di messa in vendita, la fase promozionale, insomma tutti gli step che poi ci accompagnano al giorno dell'evento. E quindi sotto questo punto di vista voi come vi siete mossi? Quali sono i nomi che avete già in cantiere per il 2016? 2016, quest'anno siamo molto soddisfatti di poter arrivare alla fine appunto del 2015 avendo già circa 15 eventi fissati in programma per il prossimo anno, e non sono eventi sicuramente di grande livello. Abbiamo in primis gli Iron Maiden, un gruppo che identifica a sé il genere heavy metal e lo fa da 35 anni, sono britannici e tornano quest'anno con un nuovo tour mondiale che segue la pubblicazione dell'ultimo disco avvenuto a ottobre, che li ha riportati proprio in auge. Arrivano a Trieste in Piazza Unità il 26 luglio. Tornano dopo 6 anni, se non sbaglio, perché erano già stati a Villa Manin con uno degli ultimi lavori. Fu forse uno degli ultimi tour della band inglese, perché poi ha avuto un breve stop. Si parla di questo come di uno spettacolo che dovrebbe riportare il gruppo agli antichi fasti. Sì, fu a Villa Manin proprio nel 2010, fu un'unica data italiana, andò sold out in prevendita. Quest'anno i concerti italiani della band saranno 3, ma il nostro è l'unico in tutto il nord-est, quindi insomma ci siamo anche in questo caso ritagliati un nostro primato, e sicuramente sarà un evento che porterà, come dicevamo prima, moltissime persone da fuori regione e ovviamente dall'estero. Prima dell'estate ci sono molti mesi di attesa, ma un'attesa lieta, perché comunque ci sono delle strutture interne, ci sono teatri, ci sono palazzetti dello sport, all'interno dei quali comunque voi avete già fissato alcune date, direi abbastanza importanti. Sì, abbiamo altri nomi internazionali nella fase che precede l'estate, quindi quella indoor, che coinvolge appunto teatri, palazzetti. Abbiamo fissato un concerto molto molto atteso, quello di Chris Cornell, voce dei Soundgarden e degli Audioslave, una delle voci del panorama di Seattle, insomma, assieme a Kurt Cobain e Eddie Vedder dei Pearl Jam, una delle voci
più riconoscibili al mondo. Arriverà il 15 aprile alla Rossetti di Trieste. Per questo evento i biglietti sono già esauriti. Altro nome di grande livello è senza dubbio Steven Wilson, che è una leggenda della musica progressive rock, insomma, per specialisti di questo e per grandi amanti della musica. Arriverà il 26 di aprile sempre al Rossetti di Trieste. In questo caso i biglietti ci sono ancora. Questi sono due grandi concerti internazionali. E questo era un concerto che, qui apro una parentesi, io aspettavo da anni, e quindi approfitto per ringraziare pubblicamente a nome di tutti gli appassionati di questo genere, che ormai ha 40 anni di vita e non invecchia mai. Nomi della musica italiana, c'è, anche se non è della vostra organizzazione, c'è un grande ritorno, quello della coppia Battiato-Alice a Trieste, e poi sempre a Trieste ancora musica italiana. Ancora musica italiana con un artista di livello assoluto. Gianna Nannini torna in regione dopo quasi 8 anni, anche lei fu a Villa Manin l'ultima volta, e torna con uno spettacolo che, insomma, per i fan suoi ma della musica in generale vuol dire tanto, ovvero l'Hit Story Tour, uno spettacolo che raccoglie tutti i suoi successi in un'unica serata, quindi insomma sarà un meraviglioso, il 20 aprile sempre alla Rossetti di Trieste. E a Udine? Udine arriverà Daniele Silvestri, il cantautore romano che insomma, sta producendo un nuovo album e un nuovo tour che toccherà tutti i teatri, e anche Udine, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il 14 aprile. Bene, per saperne di più vi invitiamo a rimanere in onda, noi ci vediamo fra qualche minuto. Eccoci di nuovo qui con Giovanni Candussio di Azalea Promotion per analizzare cosa ci attende in questi 12 mesi dal punto di vista degli spettacoli. Abbiamo un po' anticipato quelle che saranno alcune delle tappe di questo 2016, soprattutto Trieste, poca Udine effettivamente. Sì, per ora, allo stato attuale, il calendario vede molti più eventi su Trieste. È sicuramente una fase temporanea, ma sappiamo che a Trieste c'è una disponibilità maggiore di spazi, e di conseguenza questo genera che l'asse della musica si sia un po' spostato verso Trieste, dove c'è un teatro di assoluto livello come Udine, dove c'è un palazzetto di assoluto livello che purtroppo a Udine manca, dove c'è uno stadio che a Udine sta ritornando adesso, e quindi insomma sarà sicuramente reinserito, speriamo il più presto possibile, ma come detto la geografia degli eventi vede in questa fase come capitale Trieste. Udine effettivamente in questo momento ha a disposizione per certi numeri, quindi per certi spettacoli, solamente il Teatro Nuovo, quindi 1200 spettatori contro i 1400-1500 del Rossetti più o meno. Effettivamente la mancanza del palazzetto forse è quella che si fa sentire di più sicuramente nei periodi invernali, che ha costretto nelle ultime stagioni a concentrare tutto nel periodo estivo. Sullo stadio ovviamente come tutti gli altri appassionati siamo anche noi in attesa di capire se sarà riutilizzabile per i concerti, e c'è un'altra location che è Villa Manin di Passariano, dove comunque negli anni sono stati organizzati nomi importanti in spazi diversi, quindi sia nello spazio più ampio, quello che comunque può contenere migliaia di persone, sia in quello un po' più raccolto davanti proprio all'ingresso nel cosiddetto giardino nobile, mi pare, qualcosa del genere. Da questo punto di vista potete già fare delle anticipazioni sulla villa? Allora, c'è da dire ancora una cosa su Udine, ricollegandomi un attimo a prima, che comunque d'estate Udine recupera con una location fantastica che è quella del castello, e lì ogni anno c'è la possibilità di fare delle bellissime cose, di questo ne andiamo molto fieri. Ne andiamo fierissimi ovviamente anche di Villa Manin, uno spazio che insomma ci ha accolto negli anni e dove abbiamo portato eventi magnifici. Anche quest'anno avremo la possibilità di lavorare nella villa. Ovviamente dipenderà dal tipo di nome che riusciremo insomma a strappare per poi decidere la tipologia di evento, che sia appunto nel giardino più grande oppure nella corte d'onore in un'ambientazione più raccolta. Proprio nella Corte d'Onore l'anno scorso si è tenuto uno degli spettacoli più belli del 2015, che è quello di Patti Smith nel suo Concert for Pasolini. È stata una giornata memorabile, un evento bellissimo con un artista di assoluto livello.
Villa Manin che negli ultimi anni, ricordiamolo, deviando leggermente dal discorso musicale, è diventata il centro più importante, o comunque uno di quelli di riferimento per quanto riguarda l'arte. Sappiamo che almeno una grande mostra all'anno, prima c'è stato Man Ray, ora attualmente c'è Miro che andrà avanti ancora per qualche mese, e per questo 2016 sono già in programma almeno un paio di mostre fotografiche, una delle quali davvero importanti, con le icone di Hollywood da una prestigiosa collezione d'oltreoceano. E poi a fine anno arriverà il terzo capitolo appunto di questi grandi maestri del Novecento. Anche in questo caso, insomma, la villa, ecco, si presta un po' a diversi tipi di iniziative. Questo forse ne fa una delle location più eclettiche, diciamo così. In questo elenco noi ci siamo concentrati sul rock, sul pop, forse abbiamo tralasciato anche qualche nome come Carmen Consoli, che è un altro nome su Trieste, giusto? Assolutamente, il 13 febbraio arriverà quella che è definita la cantantessa italiana Carmen Consoli, anche lei un ottimo album appena uscito nei mesi scorsi e ritorna con questo tour teatrale. Siamo ovviamente felici di ospitarla. E, un altro argomento, appunto, dicevamo, che appassiona un pubblico sempre più vasto e anche transgenerazionale, perché comunque il rock, l'abbiamo imparato in questi anni, mette vicino un po' tutti, padri, figli, ormai anche i nonni e i nipoti, ma anche la musica classica ha un grande seguito nella nostra regione, le rassegne sono moltissime, ne segnaliamo solamente un paio. Quella degli Amici della Musica di Udine, che va avanti da qualcosa come 90 e passa anni, quella della Società dei Concerti di Trieste, che ha una storia di più di 80 anni e che nel tempo ha visto protagonisti, insomma, nomi di assoluto rilievo, ma ci sono rassegne un po' dappertutto. Per restare anche in zona qui vicino a dove ci troviamo adesso, il Teatro Bon di Colugna, che tra le tante chicche anche quest'anno presenterà la prima sostanzialmente del tour di un pianista di fama mondiale, che è Grigori Sokolov, uno dei musicisti di punta della scena russa, che sappiamo che dal punto di vista pianistico è una delle più importanti. Voi sulla classica avete qualcosa, anche se è una classica un po' sui generis, forse in grado anche di fare dei numeri un po' importanti? Abbiamo avuto eventi di musica classica e molte orchestre in passato, senza dubbio. Quest'anno ancora non abbiamo, ma abbiamo un buon compromesso, un mix proprio fra rock e musica classica, che è quello rappresentato dai Tussellos. Questo duo, per chi non lo conoscesse, sono un ragazzo croato e uno sloveno, formano i Tussellos, suonano il violoncello ma lo suonano come una chitarra rock, quindi ripropongono tutti i grandi classici pop e rock in versione violoncellistica. È un esperimento, una cosa molto nuova, ma sono autentiche star mondiali, e lo dimostra il fatto che noi organizzeremo l'unica data italiana, pensate un po', all'Arena di Verona l'11 maggio, quindi un evento unico che sta già riscuotendo un ottimo successo. In un luogo che è assolutamente il tempio della musica, non solamente della musica classica, visto che ci sono passate tutte le stelle di credo qualsiasi genere possibile e immaginabile. Un altro settore che negli ultimi anni ha riscosso un grandissimo successo in Friuli è quello dei musical. Quest'anno le anticipazioni sono diciamo su nomi abbastanza rodati, ma due spettacoli segnaliamo su tutti. Uno è Grease, che tutti conosceranno per la versione cinematografica, che sarà al Verdi di Gorizia il 3 marzo, e poi da aprile a Trieste il ritorno di Notre Dame de Paris, questo musical dai numeri incredibili, che vede la firma di Riccardo Cocciante, che si è trasformato da autore, cantautore in penna di questo spettacolo, che ha fatto grandissimi numeri, che anni fa voi avevate portato forse a Villa Manin. Esattamente, furono bei numeri anche quella volta, quindi lo ricordiamo con grande affetto questo spettacolo, con Jody Tonno anche protagonista, insomma e Lola Pons, sì, esatto, un cast assolutamente di livello. Ritornano, e questo vuol dire che sono stati premiati dall'ottimo successo riscosso.
Al di là della musica, un altro settore è quello dei personaggi della TV, che funziona moltissimo, funzionano anche sul palco, anzi molto spesso sono anche loro protagonisti di date che vanno sold out con estrema facilità. Anche quest'anno, anche per questo 2016, ci sono comici vecchi e nuovi con una carriera lunga o meno lunga che arriveranno sui palcoscenici della regione. Sì, diciamo che la gente ha sempre voglia di ridere, questo è un dato di fatto, lo dimostrano i dati, perché gli spettacoli comici, i comici a teatro funzionano sempre, e non solo a teatro, anche nei palazzetti. È il caso di un grande spettacolo, si annuncia fra i più attesi del 2016, appunto il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo con il loro The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo, uno spettacolo che raccoglie 25 anni di successi di questo che è il trio più amato, e sarà al Palasport di Trieste il 12 aprile, e faremo anche 2 date al Palasport di Treviso il 22 e il 23 di marzo. Aldo, Giovanni e Giacomo solo i primi, perché poi abbiamo una lunga lista con Renato Pozzetto, che è il capocomico italiano in assoluto, abbiamo i comici di Colorado Pucci e il grande Pintus. Pintus ha avuto un successo eclatante sia nel 2014 che nel 2015, è stato capace di riempire il Forum di Milano, quindi di esibirsi davanti a oltre 10.000 persone paganti, per un comico numeri assolutamente folli, quindi dimostrano che questi spettacoli valgono e rispondono sempre. Pintus, che ricordiamo ha una parte, diciamo, di radici nella regione, perché lui, pur se di origini sarde, è nato a Trieste, e il 2015 per lui è stato un anno importante sia per i numeri che ha fatto a teatro, ma anche per aver partecipato a questo remake televisivo del karaoke sulle reti nazionali. Tra l'altro karaoke che fu lanciato, guarda caso, da Fiorello, che sarà anche lui tra i protagonisti di questo 2016 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 15 e il 16 di marzo. Questo è solamente una parte di tutto quello che ci attende nel 2016. Noi abbiamo citato gli appuntamenti principali, ma non dobbiamo dimenticare i moltissimi festival, alcuni dei quali hanno anche una storia lunga, si parla di 10, 20, in alcuni casi anche quasi di 40 anni di vita. Ne ricordiamo solamente alcuni. C'è il Folkfest, c'è il Mittelfest, che è un festival di teatro, musica, teatro di figura e molto altro ancora. C'è la Fiera della Musica di Azzano X, c'è Musica in Villa a Brugnera, ci sarà Onde Mediterranee nella zona di Monfalcone, o comunque nel Friuli orientale. E poi c'è tutta una serie, c'è il No Borders di Tarvisio, che comunque è un festival abbastanza particolare, perché comunque portare la gente a 100 km dal capoluogo del Friuli non è semplice. Sì, è uno dei fiori all'occhiello dell'offerta estiva della nostra regione. Quest'anno la 21esima edizione, quella che sarà. Noi ci teniamo particolarmente perché è sospeso fra Austria, Slovenia e Italia in situazioni, in atmosfere meravigliose, quindi ci lavoreremo, speriamo, al massimo anche quest'anno. Stesso principio vale per il Festival di Maiano, quest'anno la 56esima edizione addirittura, anche lì abbiamo fatto degli eventi memorabili nel corso degli anni. Il Grado Festival, altra rassegna, una piccola chicca che si svolge proprio a strapiombo sul mare. Insomma, tutte piccole realtà di cui andiamo fieri e che vogliamo continuare a coltivare nella nostra estate. Poi ci sono tutti i festival jazz, sono diffusi sul territorio quasi con la stessa frequenza dei jazz club, che sono ormai una parte integrante della vita live della nostra regione. Ricordiamo anche in questo caso solamente i principali: Udine Jazz, che ormai ha superato le nozze d'argento con la città, e poi le varie rassegne organizzate dal Circolo Controtempo a Trieste, a Sacile, a Jazz and Wine, ma qui siamo già quasi alla fine del 2016. Facciamo un passo indietro: abbiamo fatto tanti nomi, ma c'è qualcosa che è ancora nella manica, o che comunque, visto che fra qualche giorno arriverà, ci porterà la Befana?
Noi speriamo, siamo attualmente al lavoro sui vari calendari, l'anno deve ancora iniziare, noi abbiamo 15 eventi già annunciati e questo è sicuramente un buon punto di partenza. Non capita tutti gli anni di essere così, insomma, a buon punto ed aver già dei vari eventi internazionali. Da qui in là sarà tutto un divenire, quindi io invito a seguirci sui nostri canali, sul nostro sito www.azalea.it, dove tutti gli aggiornamenti sono in tempo reale. Speriamo di portare ancora tanta musica in regione e di confermare il Friuli Venezia Giulia nel suo ruolo che merita, ovvero quello di regione leader nella musica dal vivo. Grazie a Giovanni Candussio di Azalea per averci dato queste anticipazioni sul 2016, grazie a voi per l'attenzione e buona musica a tutti.